È finito un incubo durato 2, 3, 4 giorni, ma è finito un incubo. Nel migliore dei modi, meglio così. Luca Malimpensa ha di nuovo la sua laurea con sé. La studentessa dell'Istituto Calvi di Padova, tra i 5 ragazzi rimasti bloccati a Dubai per 3 giorni, è atterrata alle 19:27 all'aeroporto di Milano Malpensa, assieme ad altri 100 ragazzi. Una gioia indescrivibile, difficile da raccontare, quella del papà originario di Legnaro, che assieme alla famiglia ha vissuto momenti di grande angoscia, ma che ora sono solamente un brutto ricordo. L'ho abbracciata e anche una lacrima francamente è scappata a tutti, ma non solo a me, alla mamma, alla sorella, anche a lei. E Ci lei, sta, e lei- dopo un incubo così ci sta, penso. Un rientro anticipato rispetto alle prime previsioni, riuscito grazie alla serrata collaborazione tra le istituzioni italiane ed emiratine. Per Laura, però, saranno giorni difficili da dimenticare. Il 28 febbraio, il 1 di marzo è stata la prima allarme e c'è stato un momento di panico per me, infatti ho avuto anche l'attacco di panico perché erano i primi colpi, quindi poi già i giorni dopo è stato molto più tranquilla la situazione perché sapevamo cosa fare, sapevamo come comportarci, però devo dire che ho avuto in quel momento tanta paura. Laura non si è però persa d'animo e nonostante le poche ore di sonno in corpo, la mattina dopo rientro a casa alle 7 assieme alla sua classe è partita per una visita di istruzione a Roma. Sono più aspettata a casa, ieri ho visto ovviamente i miei genitori e mi sono infatti anche emozionata perché comunque mi mancavano tanto e adesso oggi ho anche visto i miei compagni di classe perché infatti sono in gita a Roma ed è stato veramente un gran piacere tornare in Italia, infatti ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato perché senza di loro sicuramente ora non sarei qua.